Green Pass, il giorno della verità. Il Consiglio dei Ministri si è riunito a Roma per alzare il livello di sicurezza sanitaria e arginare la crescita dei contagi da Covid. In Veneto l'ospedale di Vicenza è quello che registra più ricoveri in assoluto, secondo solo all'azienda ospedaliera di Padova, con 40 pazienti in area non critica e 4 in terapia intensiva. In serata è il premier Draghi ad annunciare le novità dopo una giornata intensa in cui è andato di scena l'incontro del governo con le regioni. Sul tavolo il Super Green Pass, valido solo per chi sia vaccinato o guarito dal Covid, in vigore anche in zona bianca dal 6 dicembre per tutte le festività, e l'obbligo della mascherina all'aperto nei centri storici e nei mercatini natalizi che il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, ha già annunciato. Ci sarà la possibilità di frequentare il centro storico e i mercatini natalizi e le iniziative natalizie, però allo stesso tempo ci sarà questo sacrificio da fare di utilizzare durante quel periodo la mascherina. Insomma, a Vicenza sarà un Natale a tenuta anti-Covid, con mercatini diffusi per evitare assembramenti. L'obiettivo è chiaro: di non concentrare i mercatini in un'unica piazza, piazza San Lorenzo, ma di consentire di diffondere queste casette in tutto il centro storico, e quindi si potranno trovare sia in Corso Palladio che in Cesare Battisti che in Corso Fogazzaro. a Vicenza in prefettura si riunirà nelle prossime ore il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza che, in base alle indicazioni del governo e con l'entrata in vigore delle nuove misure anti-Covid, definirà i piani per rafforzare il sistema dei controlli che spetteranno alle forze dell'ordine. Sì, ci sarà sicuramente una verifica anche sull'utilizzo della mascherina da parte delle forze dell'ordine e dall'altra parte però la garanzia che i mercatini vengano poi effettuati. Insomma, grazie a queste misure preventive sarà possibile sperare che il Covid non fermi queste festività. L'obiettivo è un Natale aperto.